L'Assemblea dei Sindaci della Locride è convocata dal neopresidente Pietro Crinò per presentare il programma di quello che doveva essere il nuovo corso dei sindaci della Locride si è rivelata molto deludente. Appena 12 sindaci su 41 effettivi, poi in forte ritardo è arrivato un altro gruppo di primi cittadini, ma nella parte terminale le presenze si sono nuovamente ridotte al minimo. Si è iniziato ugualmente il programma presentato dal neopresidente Crinò e da considerarsi comunque valido. La prima questione affrontata è stata la problematica dell'ambiente. È stato deciso di rinviare l'argomento ad altra data e più precisamente dopo un incontro da programmare con l'assessore regionale Silvio Greco e con il responsabile dell'ARPACAL Vincenzo Mollace, che dovrebbe aver luogo nel mese di ottobre con un discorso il più ampio possibile sulle problematiche ambientali generali, Nave dei Veleni compresa. Poi Pietro Crinò ha illustrato il suo programma, ci sono ancora molte cose da chiarire, anche se, come ha detto lo stesso Pietro Crinò, neanche nelle precedenti elezioni dei presidenti dell'Assemblea è stata registrata unità. L'unità dunque, a parere del neopresidente, dovrebbe arrivare col tempo e nei fatti. Quasi tutti i sindaci però si sono soffermati sulla necessità di dare un assetto alle varie società, Locride Ambiente compresa, che potrebbero e dovrebbero essere più operative sul territorio. Sono intervenuti in rapida sequenza Salvatore Galluzzo, Giorgio Imperitura, Alessandro Figliomeni, Francesco Zappavigna, Francesco Macri e Sebastiano Giorgi, sindaco di San Luca, il quale nel suo intervento, a fronte di un confronto con Salvatore Galluzzo che invocava una assunzione di responsabilità da parte di Locride Ambiente sui problemi del territorio, ha anche minacciato che se l'Assemblea non comincia a lavorare in modo diverso e più producente potrebbe essere indotto ad uscirne fuori. Poi è intervenuto, ospite dell'Assemblea, l'assessore provinciale Antonio Scali, che ha portato il saluto dell'amministrazione al presidente Pietro Crinò con l'augurio di un buon lavoro. Scali si è anche soffermato sui recenti problemi causati dal maltempo nella Locride e anche lui ha auspicato che l'Assemblea dei Comuni della Locride trovi un giusto percorso unitario per affrontare i problemi del territorio. Sono ancora intervenuti Salvatore Galluzzo, l'Assemblea dei Sindaci ha detto purtroppo parla al vento perché non ha interlocutori politici, Ilario Amendolia che ha riproposto il suo pieno appoggio a Crinò e Franco Cuzzola che a fronte dell'isolamento del territorio ha fatto la provocatoria proposta di programmare una protesta di sindaci con fascia tricolore per bloccare la 106 al fine di richiamare l'attenzione del governo. Ancora un intervento del sindaco di Africo Versace e quindi la seduta si è conclusa.